Due bei botti forte, ho detto, non era colpi di fucile, ma bensì erano colpi di qualcosa che sì, non ho riuscito a capire cos'era, però erano le esplosioni. Due le esplosioni che hanno squarciato la notte di Cappella Maggiore, la prima ha fatto saltare in aria la porta bussola della filiale della banca Prealpi, la seconda il bancomat. Non sono andati certo per il sottile i 4 uomini del comando entrati in azione alle 3 di notte, 3 a terra, uno alla guida, tutti da una prima ricostruzione travisati. 34.000 euro il bottino prelevato prima di darsi alla fuga a bordo di una berlina BMW di colore scuro. Visto il trambusto che ha tirato giù dal letto mezzo paese, l'allarme è partito immediatamente. Sul posto i carabinieri di Cordignano e del nucleo operativo e radiomobile di Vittorio Veneto, che stanno anche portando avanti le indagini. Si potrebbe trattare di un gruppo già operante nel Veneto orientale tra Venezia e Friuli Venezia Giulia. I militari stanno acquisendo le immagini delle telecamere che sorvegliano la piazza, dove per tutta la giornata i resti del colpo hanno testimoniato la nottata da Far West.